Sono veramente polemiche catacombali, voglio dire. Massimo Fini, penna sempre pungente della stampa italiana, amante degli irregolari in genere, definisce così le polemiche dell'ANPI che hanno preceduto il quinto meeting di Casa Pound sulle sponde del lago di Revine per la prima volta. Il paese è blindatissimo, pattuglie lungo la strada, militari in centro, agenti in borghese all'ingresso del camping. Scenario atteso dall'organizzazione viste le polemiche e le interrogazioni parlamentari dei giorni scorsi. C'è chi invece continua in questa guerra civile che è finita 70 anni fa, che però oggi fa ancora tanto parlare, però qui non c'è nessun pericolo né per la cittadinanza né per chi vuole partecipare a una festa politica come ce ne sono tante altre. Tutti hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni. In democrazia anche le opinioni che ci paiono più aberranti, poniamo, hanno diritto di cittadinanza. È il prezzo che la democrazia paga a se stessa, ma per il giornalista è anche tempo di voltare pagina e improvviso arriva l'affondo. Sono dei totalitari di sinistra, non voglio offenderli, ma una specie di fascisti di sinistra, insomma. Poi non si capisce, questi partigiani vivono e i nazisti vivono all'infinito. Situazione geopolitica e crisi economica i temi che affronterà il meeting, che con questa quinta edizione è diventato itinerante da Roma a nord-est, prossimo anno Puglia. Parlando di simpatizzanti siamo sulle 200-300 persone, 250-300 persone insomma. Noi abbiamo la sezione principale che è a Padova, abbiamo simpatizzanti a Treviso, a Verona, a Vicenza e nel veneziano anche.